Oggi la visita del dirigente regionale scolastico qui presso il centro Cipia. Sì, oggi abbiamo il piacere di avere il dottor Pierro, che è il nostro direttore regionale per la Sicilia dell'ufficio scolastico regionale, ed è qui per fare la visita alla scuola agrigentina. Già in mattinata ha incontrato la scuola agrigentina, ha incontrato i dirigenti scolastici, i direttori dei servizi generali, ha incontrato i presidenti dei consigli d'istituto, ha incontrato la consulta studentesca e quindi uno spaccato di quello che è la scuola agrigentina. Nel pomeriggio ha ritenuto di poter visitare, ha richiesto di visitare il Cipia. Noi siamo estremamente contenti di tutto questo, perché vuol dire una grande sensibilità. Scegliere il Cipia come istituzione, una delle istituzioni, domani avrà un'altra istituzione scolastica da visitare, e come dicevo è una grande sensibilità. Questo ci fa a noi piacere, perché questo lavoro che noi facciamo, la nostra è una scuola non solo che realizza istruzione, in particolare per i ragazzi extracomunitari, per coloro che sono possessori del reddito di cittadinanza, e quindi si rivolge a classi deboli socialmente, ma non solo socialmente ma anche culturalmente, e quindi questo lavoro che noi facciamo è estremamente importante. Quindi questa attenzione ci gratifica di questo lavoro, ci dà forza e ci aiuta a poter continuare in tutto questo. Io ne sono fiero, lo ringrazio assieme a lui, ringrazio anche il dirigente dell'ufficio quinto, il provveditore Mariella Buffa, che hanno pensato nel programma di inserire questa visita, e quindi a loro va il mio personale ringraziamento, oltre che dal corpo docente, non docente, ma anche da parte di tutti gli alunni che sono onorati di questa visita. Le novità didattiche di quest'anno all'interno del vostro percorso? Le novità didattiche sono ulteriori corsi FAMI. Questo ci ha consentito di arrivare sfiorare i 2000 ragazzi alfabetizzati, e quindi 1600 iscrizioni, 400 ulteriore alfabetizzazione con i corsi FAMI, e questo è estremamente importante. Noi ci auguriamo di fare anche in estate, così come abbiamo fatto gli anni precedenti, laboratori estivi, perché per questi ragazzi e per anche i detenuti sono estremamente importanti, perché impegna loro del tempo, altrimenti non farebbero niente, e questo sarebbe estremamente per loro, questa perdita di tempo li distrae e quindi non li aiuta ad acquisire questa preparazione culturale di base, che è estremamente importante per poter stare in un paese straniero. È un passaggio doveroso. Il lavoro che fanno i Cipia in tutta Italia è un lavoro di interfaccia del nostro paese nei confronti di chi ci si avvicina, e quindi è giusto che gli si dia la giusta attenzione. Il lavoro è una scuola nella scuola, quindi è un'eccellenza che va assolutamente valorizzata, e quindi non poteva mancare una visita anche qui. Quindi spero di incontrare i ragazzi e sentire anche da loro come si trovano, e sentire dalle loro voci come si trovano. Ecco, verso questo settore c'è una particolare attenzione, mi riferisco anche a riserve economiche verso appunto la didattica. Sì, c'è un'attenzione a livello nazionale, e a livello regionale vi comunico che parte nei prossimi giorni un corso di formazione guidato dall'USR proprio per il personale Cipia, perché anche in questo caso vanno sperimentati metodi e didattiche innovative che si adeguino a questo tipo di offerta. Il Cipia svolge un ruolo importante anche per l'accoglienza, non solo per gli immigrati ma anche per gli ucraini, per tutto ciò che è anche un po' il terzo settore. Sì, è quello che dicevo prima, qui si sperimenta un processo di integrazione a partire dalla lingua, ma a partire proprio anche da un approccio culturale, che quindi credo che sia assolutamente importante. Un bilancio sulla visita di questa mattina, e ha avuto modo anche di visitare la consulta, insomma vari momenti, come ha trovato un po' il tessuto didattico agrigentino, dei docenti? Una visita lunga, intensa, che si è conclusa poco fa con una visita anche all'ambito provinciale. L'ufficio scolastico provinciale di Agrigento fa un importante lavoro sul reclutamento, quindi un'attenzione, una vicinanza alle scuole e al territorio importante. Abbiamo anche parlato con i sindacati perché vogliamo costruire un clima di collaborazione positivo.